Grazie di essere qui. In questa sera, in questi giorni in cui parliamo di storia, memoria, cosmo e stelle, accogliamo chi è storia e stella di un altro cosmo, di un cosmo che ci fa vivere altre vite, che rende più ricche le nostre vite, è il cinema. È così che lo conosciamo, come storia, stella, voce e volto del cinema italiano. Un uomo che ha portato l'Italia nel mondo e in qualche modo ha raggiunto veramente le stelle. La sua stella splende infatti sulla Hollywood Walk of Fame ed è la seconda stella italiana dopo quella di Rodolfo Valentino. È Giancarlo Giannini e la sua storia la conosciamo, è luce e marchio di fabbrica del cinema italiano. Eppure c'è qualcosa che non sappiamo, perché dietro e oltre l'uomo attore, oggi, questa sera, scopriamo l'homo faber. Oltre l'uso sapiente del volto e della voce che segnano, che marchiano la scena, c'è infatti l'uso sapiente delle mani che segnano la materia. È nel volto e nelle mani che l'uomo costruisce il suo destino, che imprime in qualche modo la propria anima nel mondo. E Giancarlo Giannini ha costruito il suo destino attraverso le mani e il volto, la voce, seguendo questo doppio filo. Scusate l'emozione. Noi appunto conosciamo il suo volto e la sua voce, eppure sappiamo anche adesso, questa sera, conosciamo l'ingegno delle sue invenzioni, dal giubbotto elettronico che ha indossato Robin Williams nel film Toys ai guanti interattivi. E ecco, io non rubo altro tempo solamente per dirvi che con Giancarlo Giannini conosciamo quel circuito virtuoso che chiamiamo umanesimo tecnologico e che oggi, in linea con i nuovi sviluppi, possiamo anche chiamare umanesimo digitale. È il cuore, l'umanesimo digitale, delle attività della ricerca di Fondazione Leonardo, Civiltà delle Macchine, che è lieta insieme e grazie alla Fondazione Monteprama di presentarvi questo piccolo grande Archimede che oltre al talento, oltre le stelle del cosmo hollywoodiano, porta su questo palco l'uomo e il suo genio e il suo ingegno. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere con noi. Condivido appieno ciò che ha detto Ginevra e per me è un doppio onore essere qui in una duplice veste, quella di giornalista, ma anche di amico, come suggerisce il mio caro e fraterno amico Pietrangelo Buttafuoco, che mi ha coinvolto già diversi mesi fa in questa meravigliosa avventura. Io ho conosciuto Giancarlo nella veste di direttore della sede siciliana della più importante e antica scuola di cinema al mondo, che è il Centro Sperimentale di Cinematografia, di cui Giancarlo Giannini è stato per oltre 20 anni membro del consiglio d'amministrazione, direttore del corso di recitazione, e proprio oggi, questa è la meravigliosa notizia, le commissioni congiunte di Camera e Senato hanno ratificato il ritorno di Giancarlo Giannini in consiglio d'amministrazione, per cui sono veramente molto felice, perché il suo è un posto che gli spetta a pieno titolo per la sua straordinaria carriera. Quando ho fatto la formazione al centro sperimentale Giancarlo Giannini, non voglio enfatizzarlo perché non si addice un po' a un giornalista, era un mito per noi che ci preparavamo a dirigere le sedi distaccate sotto l'egida di un grande presidente illuminato che ci ha lasciato un paio di mesi fa, che fu il professore Francesco Alberoni. Vi chiedo scusa se ho fatto questa piccola parentesi un po' autoreferenziale, ma quando Pietrangelo mi ha chiesto appunto di riprendere un po' un vecchio articolo che avevo scritto per Civiltà delle Macchine della Fondazione Leonardo sul genio, passatemi il termine, di Giancarlo Giannini, e quindi sull'ingegno, riprendendo i temi cari
caro Anthony, a questo importante evento, non ho esitato. Per cui io direi, come si suol dire, di partire alla grande con quella famosa passeggiata della Walk of Fame che si riserva solo ai grandi del cinema mondiale. 6 marzo di quest'anno a Los Angeles avveniva questo. Una stella per un grande artista e un grande interprete, che sottolinea ancor più come l'Italia sia importante in America, come l'America e Hollywood ci amino e come il nostro cinema è sano. Per un attore, credo, siccome qua siamo a Hollywood, le cose, è un momento importante proprio della vita. Avendo anche una certa età, e ancora non so, sai, te le danno perché pensano che muori subito, no? Con Lino ho fatto tanti film, devo dire, forse i più belli della mia vita, quelli che sono conosciuti un po' in tutto il mondo. Lino ha preso fortunatamente l'Oscar, che sai che noi abbiamo avuto 4 nomination con Pasqualino Sette Bellezze, e finalmente, insomma, questo è un riconoscimento. Evviva! Va bene, dai. Sì, la stella è un premio bellissimo. Oddio, mi era stata assegnata già prima della pandemia, quindi quanti anni sono passati? Mi sentite qua? Sì? Bene. E quando è l'altro anno, qualche mese fa, sono andato a Los Angeles dopo tanti anni e finalmente me l'hanno assegnata. Devo dire che sono contento perché siamo in 2 ad averlo. Uno è Rodolfo Valentino, quanto è 100 anni fa, qualcosa, è un cinema muto, cinema sonoro, l'hanno dato a me. Pure perché hanno sentito i doppiaggi che ho fatto, tipo Wendy, quella roba là. Però, insomma, i premi non è che sono così importanti. A me ne hanno dati tanti, alla carriera, dicevo prima che me ne danno, me ne hanno dati ultimamente, qualche settimana fa me ne hanno dato un altro, il 56esimo. Di premio alla carriera, cioè pensano che subito possa morire, quindi gli sono stati gli ultimi a darli, mi allungano la vita. Però in realtà quello che conta è quello che fai nella vita, è quello che fai, come lo fai, e quello ci si premia da solo, insomma. Io ho sempre lavorato con molto amore e molto impegno, insomma. Ho sempre creduto nel lavoro di chi lavora bene e quindi ho fatto anche uno sforzo nella mia vita in realtà non era l'attore quello che volevo fare, il mio mestiere era il perito elettronico industriale. Ho studiato a Napoli in una scuola bellissima, avevo dei professori straordinari, tanto per dirne uno, era il mio professore di fisica, era il compagno di banco di Enrico Fermi, tanto per dirne uno. E dovevo andare a lavorare in Brasile sui primi satelliti artificiali oppure all'IBM sui primi computer, però poi per motivi che dovevo fare il militare eccetera ho dovuto rimandare e per altri motivi che non sto a raccontare, ma per puro caso sono capitato a fare questo mestiere che è l'attore, che non è il mestiere principale, insomma lo faccio, ma però ha qualcosa di curioso che ha a che fare con le invenzioni, anche quello, soltanto inventarsi come devi fare i personaggi, anche quello è un modo giornaliero soprattutto per capire come lo faccio camminare, come lo faccio parlare, eccetera. D'altronde questo mestiere lo faccio ancora adesso come un gioco, d'altronde così si chiama, jouer, to play, si gioca, come insomma bisogna mantenere dentro di noi quel fanciullino di cui parla il poeta, perché se non hai quello è inutile che fai l'attore. È come quando ti vestono da Biancaneve, la bambina,
o da Zorro, quando è carnevale tu ti senti Zorro, ti senti Biancaneve. L'attore è quello, è un clown in realtà. Non è che mi fa molto piacere, mi piacerebbe essere un grande chirurgo, tagliare con la venuzia e salvare la vita a qualcuno, però insomma poi incontro tanta gente come è gratificata, dice ci hai fatto sempre ridere, siamo contenti di incontrarti, insomma vuol dire che forse anche il piacere di donare qualche risata o qualche momento felice della fantasia serve, può essere un alimento anche quello dell'anima, quindi non è proprio un mestiere da buttare via come penso io lo sia, anche questo penso possa essere un mestiere intrigante. Poi qui sono per parlare delle invenzioni. Ecco, prima di parlare delle invenzioni, sì, ma Giancarlo. tu hai parlato, hai detto questo genio di Giannini, ma che cazzo dici? Genio, cioè i geni sono altri, sono quelli, guarda, io a casa mia in ultimi tempi ho deciso di mettere tutte le immagini dei geni importanti, ho messo Socrate, Platone, Aristotele, Leonardo da Vinci, Dante, Alessandro Volta, eccetera. Li voglio vedere. Ho fatto degli ingrandimenti e li ho messi dappertutto. Più i pittori importanti che mi piacciono, più i registi importanti che mi piacciono. Questo recentemente, sai, siccome penso di non campare ancora tanto, però la mia casa, voglio via tutto, solo immagini di grandi personaggi, che sono l'esempio che forse Dio ci ha dato per dire guarda, esiste Leonardo, esiste Mozart, tu non sarai mai come lui, però puoi fare qualcosa di bello come lui, non come Mozart, ma vicino a lui. Perché Mozart o Leonardo c'ha gli occhi come te, c'ha le mani come te, c'ha le gambe come te, quindi è un uomo come te. Ha dimostrato che essere uomo si può essere qualcosa di più di quello che generalmente ci siamo dimenticati di essere. Bella questa. Bella. Ci siamo dimenticati di essere. Prego. Prima di parlare però delle tue invenzioni, ti faccio vedere una foto. E parliamo di intelligenza artificiale. Sai che al Museo del Cinema di Torino è stato installato un touchscreen. Chiunque può digitare alcune parole chiave, alcune frasi, chiedere una vera e propria sceneggiatura all'intelligenza artificiale, indicando anche i personaggi, raccontando una storia, dando delle indicazioni e addirittura scegliere anche lo stile del regista. Io ti chiedo, alla luce anche della protesta che c'è stata in America, i riverberi che ci sono stati sul Festival di Venezia, secondo te l'intelligenza artificiale è una minaccia o un'opportunità per l'industria cinematografica? Ma guarda, non bisogna mai aver paura di quello che è il futuro e soprattutto di come si evolve il futuro con la scienza, con le cose. Insomma, guarda, adesso l'elettronica, i passi, se non altro negli apparecchi elettronici che fanno delle operazioni sul centesimo di millimetro, le cose, e che hanno salvato tante vite umane, insomma. Ogni cosa è, come si dice, il rovescio, c'è il suo rovescio della medaglia. Non bisogna aver paura, ma bisogna invece meditare, pensare di come sfruttare al meglio le occasioni che si presentano davanti a noi. D'altronde la vita è fatta così, non è tutto rose e fiori. Però anche quando è stata inventata la bomba atomica, il signore che ha inventato E uguale a mc2, l'energia è uguale alla massa al quadrato, eccetera, eccetera. Alle cose ha detto anche, guardate signori che questo può essere un disastro, e si chiamava Einstein, un disastro per l'umanità. Se adoperata bene è un'ottima energia, se adoperata male può essere un disastro. È stata adoperata bene e anche molto male, perché insomma si parla tanto di democrazia, di cose, però forse gli americani si dimenticano che hanno creato la bomba atomica e hanno distrutto Hiroshima e Nagasaki. Insomma, adesso abbiamo la guerra dove ce l'abbiamo? Adesso Medio Oriente. In Medio Oriente, l'ultima con sulla striscia di Gaza, tra la striscia di Gaza, le cose.
e loro continuano a mandare armi, eccetera, le cose, dice no, non si deve fare la guerra, ma i primi che hanno distrutto tutto sono stati loro, Insomma, cioè, non ce lo dimentichiamo questo, cerchiamo di ricordarlo. E poi se si vuole la pace non si mandano le armi, o perlomeno si mandano le armi in un certo modo, insomma si deve trovare, no, arrivano armi, le armi, i fucili sparano, le spari, ammazzi le persone, cioè è un momento molto difficile, molto confuso. Torniamo alle invenzioni. Vabbè, parliamo di altro, parliamo dell'intelligenza Torniamo artificiale. alle invenzioni. Quindi bisogna, Sì. bisogna capire quanto ci può essere utile. È che noi non pensiamo più, hai capito? Pensiamo in un modo convenzionale, ci alziamo al mattino, abbiamo questo da fare, quell'altro, le cose. Troppo tempo da impegnare per vivere una vita squallida, devo dire, e ripetitiva. Cerchiamo di pensare anche un po' a noi stessi e di pensare anche di più, perché abbiamo una mente, abbiamo un'intelligenza. Che cos'è l'intelligenza? Voglio fare una domanda a te. Dimmi cos'è l'intelligenza. Vediamo, sempre a me le fanno le domande. Cos'è l'intelligenza? Intanto è stato dimostrato che non c'è soltanto un'intelligenza razionale, ma c'è anche un'intelligenza emotiva. C'è un tizio che si chiama Goleman che ha scritto un capolavoro che l'intelligenza emotiva è creativa. Non la voglio sapere, dai. Beh, tutti si rifugiano come i filosofi, no? Dici parlami di questo e cominciano a parlare Platone, Aristotele, assolutamente quelli no. sono sempre la base, non lo voglio sapere. Ho chiesto a te proprio semplicemente, guardate che la semplicità è la cosa più difficile oggi. Nessuno sa più essere semplice, porco Giuda. Come fai un piatto di spaghetti? Anche quelli è diventato difficile, difficilissimo. Però fatti bene. A proposito, si parlava prima che io insegnavo al centro sperimentale a recitare. Non è vero che insegnavo a recitare. Io insegnavo la gioia di vivere, che è diverso. Cioè se tu non hai il senso, il piacere di vivere, di raccontare le favole, ma perché devi fare l'attore? Cosa insegni? Devi soffrire per far soffrire gli altri? No, devi soltanto raccontare, avere la gioia di fare quel mestiere, che si chiama jouer, giocare. Ma i ragazzi dicevi che non erano loro a recitare al centro sperimentale, Questo ma era è un il altro pubblico. discorso, vedi, lui si attacca delle cose che ha letto. Perché No, non ho letto, cioè, sono testimonianze che ho raccolto. Sì, appunto, ma non hai risposto alla domanda. Io voglio far Cos'è vedere per te questa tua l'intelligenza? invenzione, che Cos'è è la giacca l'intelligenza? che ha indossato Robin Williams. Questa è una forma di Non sa intelligenza. rispondere. Perché non sappiamo più il valore delle parole, capito? È facile dirlo. È quello che sto insegnando, io sto dicendo. Cerchiamo di essere più semplici, di capire. Abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale, ma perché l'intelligenza? Per capire che cos'è, hai capito? Pensa, quello che hai detto è vero, lo sciopero che hanno fatto gli americani è semplicemente perché gli scrittori dicono adesso non ci fate, non ci pagate più, perché basta che domandate a un computer che è informato da un essere umano, perché il computer è scemo, se non lo informi, quello non ti risponde, e chi lo informa è soltanto una mente intelligente, hai capito? Per cui ti fa la storia, ne abbiamo parlato oggi pomeriggio, che chiunque lo può fare. A me quando mi hanno detto guarda c'è un piccolo programma, dice di queste cose che vuoi che un computer te le sviluppi. Io mi sono inventato una storia di un gatto nascosto dentro una scatola di cartone con tutti i topolini attorno, eccetera. E il gatto voleva scappare e i topolini lo fermavano, al contrario di quello che succede. L'hai inserita nel telefonino? Inserito nel telefonino, schiacciato un tasto, dopo neanche un minuto È uscita la una storia, una sceneggiatura che mi diceva come si salva il gatto, come si salvano i topolini, meglio di me, hai capito? Quindi ecco perché gli sceneggiatori hanno fatto ciò. Però non c'è bisogno di demonizzare una cosa, capire il perché e magari usarla per far sì che la mia idea diventi più pulsante, più aggressiva e più simpatica e anche più nuova, usando anche la macchina, cosa. Perché in fondo il nostro cervello, che cos'è? Ci sono miliardi di neuroni che lavorano con degli impulsi elettrici, è un grande computer, cosa.
allora facciamo finta che al posto suo ci aggiungiamo quello dell'intelligenza artificiale. Chissà cosa viene fuori, no? Ma siamo sempre noi, i motori, che vogliono una cosa, non qualcuno che ti comanda. Basta. Mettete Giancarlo Giannini in un angolo, dategli un filo di rame ed è la sua gioia e la sua felicità. Questo è scritto anche nel suo libro autobiografico, nel suo racconto. Facciamo un salto indietro di 30 anni e c'è questa, è una frase. Non si è capito. Quale frase? Mettimi in un angolo e dammi un filo di rame e io sono la persona più felice del mondo. Più o meno è così. Insomma, ecco. Ci ha azzeccato. Oppure anche datemi un foglio di carta e una matita e io sono tranquillo. Cioè non c'è bisogno di tante cose, no. Hai capito? Ecco, questo è Andiamo indietro di 30 anni. Il senso. E Giancarlo progetta una giacca, la Musical Jacket. Musical Jacket, sì. Era l'anno 1992, è un regista dal nome Barry Levinson, esce con un film che si chiama Toys. No, fammi finire, tutto, aspetta che ci vediamo la clip e poi parli, prego. No, dai. Allora, come nasce? Madonna. Nasce perché? Accomodati, Leslie. Cos'è? Scusi il ritardo, ho avuto un problema con il tesserino di riconoscimento. E forse i rifiuti tossici hanno frenato la mia crescita. Oh, questo è il nostro nuovo cappotto sono incorporato. Funziona con movimenti e sbalzi di mercurio. Oh, aspetti un momento. Accidenti. Siediti, Leslie. Oh. Siediti, Leslie. Certo. Scusi. Ti comporti come un buffone. Buffone. Oh, che parola interessante. Chissà da cosa deriva. Vado pazzo per l'etimologia delle parole. Forse è la combinazione di pallone e bufala. O forse di buffetto e burlone. O forse proviene dalla parola latina buffomatus o buffolles. Va bene. Signorina Drum, è questo tutto quello che ha da mostrare al generale? Scusate. Signorina Drum, Sì, è tutto. questi giocattoli militari, lei li considera competitivi con quelli delle altre compagnie? Con la maggior parte dei prodotti, assolutamente. Voi che ne pensate? Scusate. Vi dico cosa ne penso io. Penso che questa roba sia merdaccia paragonata a quello che le altre compagnie hanno sul mercato. Voglio realismo, voglio fantasia, voglio eccitazione. Ma signore, Va sinceramente... bene, potete andare adesso. Uscite. Non crede di essere stato troppo duro con loro? Non ritengo fosse necessario, sono civili. Sono dipendenti. Questa non era una visita di piacere. Questo l'ho capito, ma sono anni che stanno con le compagnie, è come se facessero Adesso parte... basta, Leslie. Ha ragione, devo prendere la crema di latte per il caffè. Ho proprio bisogno della crema di latte. Grazie mille. Vuoi qualcosa, Owen? Una tortina, una pasta? No, grazie. E qualcosa per lei, generale? Oh, un missile cruise, qualcosa a punta, insomma, un'arma automatica? Mi scusi, signore. Prima o poi risolverò il problema. Ha solo bisogno di una piccola messa a punto. Mi attende un lavoro arduo, Owens. Sono circondato da deficienti. Sono stato un bambino cattivo. Vabbè. 6 giorni e 6 notti per progettare questa giacca. Sì, ma come nasce questo? Perché dunque, quando io tornavo dall'America con i giochini, che per i miei figli c'erano 3-4 anni, io stavo in aereo e non riuscivo a farli funzionare in 8 ore, le davo in mano a loro e nel giro di pochi minuti sapevano farli funzionare, quindi avevano già una mente diversa dalla mia. Io elettronico, in aereo 8 ore dall'America, eccetera. Una volta entrando in casa ho visto che giocavano con il famoso Commodore, il computer. Stavano lì come dei cretini tutti e due, piccolini, schiacciando dei tasti. Ho detto, ma l'elettronica può essere molto più divertente. E ho costruito 2 giubbotti in cui non si vedeva il circuito elettronico, che era tutto nascosto, ed erano 2 drum, 2 batterie, cioè alzavi le cose, trovavano le trombe, le cose, i tamburi, eccetera. Delle batterie che erano dentro un giubbotto, Musical Jacket. E quindi ho detto, l'elettronica può essere più divertente. Nasce così l'idea di un giubbotto elettronico. Poi è stato elaborato, eccetera, eccetera, e mi è stato chiesto da Robin Williams, veramente Barry Levinson, che era un regista che aveva preso un Oscar, che mi aveva conosciuto, sapeva che io avevo stavo costruendo questa giacca, mi ha chiesto un prototipo
e io l'ho costruita, la storia è molto lunga, ma insomma, gliel'ho costruita e gliel'ho mandata, fa 1500 suoni, cose, perché io ho studiato molto quando facevo elettronica i chip parlanti, no? Quando facevo l'elettronico io nasceva il transistor, quindi una cosa miniaturizzata, e poi i chip parlanti, li ho studiati molto, insomma, e ho creato anche con dei suoni e delle cose. Molto difficile fare queste cose perché si lavora col microscopio, si prendono circuiti da una parte e dall'altra. Si sta parlando di 50 anni fa questa roba, perlomeno quando l'ho brevettata. E quindi nasce così questa giacca, dai miei figli che in un modo passivo stavano davanti a un computer schiacciando dei tasti. Quei tasti erano diventati dei movimenti attraverso una giacca dove non si vedeva nulla, ma uscivano magicamente tanti suoni. Ecco, tanto per chiarire come nasce, non come... Ma prima di diventare perito elettronico... E poi nasce questa roba e gli americani mi hanno chiesto no, non nascondere il circuito, anzi, vogliamo qualcosa che si veda, cioè come una specie di work in progress, perché altrimenti una giacca con tutto nascosto non avrebbe avuto senso. Allora, lavorando veramente 6 giorni e 6 notti, e lo dico che ho fumato chissà quante migliaia di sigarette, ma oggi posso dirvi che ho festeggiato un momento importante della mia vita, perché da 10 giorni ho smesso di fumare completamente. Se lo merita un applauso. Vi assicuro che è difficilissimo, però volevo dirlo. E ho passato 6 giorni e 6 notti a costruire questa cosa, facendo vedere tutto, che è ancora più complicato, perché sono dovuto diventare un sarto, una cosa, tutto, ma io, perché mi piace lavorare con le mani, in realtà cos'è inventore, un cavolo. Mi diverto a costruire le cose, come ci si diverte da piccoli a fare. Io da piccolo io sono nato sotto la guerra, non c'erano i soldi per comprare i giocattoli, li costruivo da solo, mi costruivo i cosi con i rocchetti della macchina da cucire, facevo le ruote con dei pezzi di ferro, dei chiodini, insomma mi costruivo i giocattoli. Ho pensato che Dio ci ha creato le mani che sono questa cosa meravigliosa con le quali si possono fare tantissime cose, no? Se non avessimo queste mani. E io ogni volta mi diverto a inventare delle cose, capito? Quindi so fare molto bene il falegname, molto bene il fabbro, perché la scuola che ho fatto, ve l'ho detto prima, che era la scuola Alessandro Volta di Napoli, dove si entrava al mattino e si usciva la sera, ci insegnavano già queste cose, ti davano un pezzo di ferro tra le mani e ti dicevano vai con la fucina, quella a carbone, scalda questo ferro e costruisci delle pinze. E quello si faceva, boom, 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 come ancora ormai non esiste più. Oppure prendi questo legno, vedi questo cassetto, fammi gli incastri a coda di rondine, quelli fatti così, e ti insegnavano a farlo, cioè ti insegnavano a lavorare con precisione. Ma devo dire, anzi adesso che mi è venuto in mente, la scuola più bella che ho fatto, che mi ha insegnato veramente nella vita, Aeromodellismo. È l'aeromodellismo. A 5 anni. Io a 5 anni andavo alla Spezia perché sono nato in una città meravigliosa, il Golfo dei Poeti, perché poi sono diventato anche poeta dopo. Parliamo della poesia. E lì andavo in una scuola di aeromodellismo a 5 anni, che ti insegna proprio la precisione, perché non c'erano le scatole di montaggio, c'erano i disegni, no? Che con la carta copiativa su un legno che era la balsa, facevi le centine delle ali, cioè sono quelle cose così, e poi le tagliavi, le cartavetravi, devono essere tutti perfetti. Poi la colla la facevamo con la pellicola delle macchine fotografiche, le mettevi nell'acqua, si toglieva il nero, poi gli mettevi l'acetone e la notte con gli spilli facevi le ali, poi andavi a dormire pensando alla mattina ti alzavi e guardavi se l'ala era venuta perfetta, così ti insegnava la precisione, l'attesa e la pazienza, che sono cose che poi nella vita mi sono portato dietro anche facendo il mestiere dell'attore. Sapeste quanta pazienza ci vuole, perché non si raggiunge mai un punto di arrivo.
anche quando ti danno un premio dici sì, no. È sempre anche lì un work in progress, è un divenire continuo. Quando fai una cosa e ti premiano. Io ho avuto un grande maestro che è riconosciuto nella storia del teatro italiano, del cinema, era Orazio Costa Giovangigli, una specie di monaco della recitazione. E io una volta recitavo all'Accademia Silvio D'Amico, una delle più importanti scuole di teatro che esistono ancora, e recitando con lui una scena di Chekhov, insomma, la domanda di matrimonio, lui mi disse: guarda, tu sei bravo, te lo diranno, non crederci, ma l'unica cosa che devi fare è non dormire mai sugli allori. Porca, mi ha rovinato quella frase, mi ha rovinato, perché ancora adesso, quando devo fare una cosa, fino al mattino, perché io ho un monologo difficile da fare davanti alla macchina da presa, magari lo studio per 20 giorni, e proprio all'ultimo momento ho la macchina alle 6:30, sto ancora finendo per andare sul set a farlo. Cioè non si finisce mai. Anche il mestiere dell'attore, che sembra un mestiere così facile, no, è un mestiere che può piacere più o meno, che è fatto di molta tecnica, ma soprattutto è fatto di grande pazienza e desiderio di migliorare sempre, cioè ogni giorno di inventare sempre qualcosa, perché la mia vita è un'invenzione continua, a parte quello che dice le cazzate, il genio, ma che genio, tutti quanti inventiamo, perché è bello alzarsi e dire: oggi cosa faccio? Devi inventare qualcosa, no? Se no, anche se vai a lavorare, a fare un lavoro che ti dà fastidio, bisogna cercare di trovare il divertimento in quel lavoro, e si trova, basta pensarci. Basta agire con intelligenza. Che cos'è l'intelligenza? Te lo dico, non lo sai. E mettere... Vabbè, no, te lo dirò un'altra volta. Ma fammi un'altra domanda. Oh, devo riprendere a fumare perché mi si sta abbassando la voce. Io pensavo... È la mancanza di nicotina. La mancanza di nicotina. Giancarlo Però un grande Giannini, sforzo. doppiatore. Sì, dai. Quanto è importante l'immaginazione in questo mestiere, ma soprattutto, lo dico guardando un po' i tecnici che ci stanno supportando questa sera, so che hai una sorta di rito, perché ho parlato con i tecnici del doppiaggio. Tu saluti il microfono quando entri in sala di doppiaggio. Sì, perché ho recuperato anche un filmato che adesso voglio mostrarvi, su un doppiaggio che hai fatto per un videogioco. Il videogioco è Call of Duty, il regista è niente poco di meno che David Goyer, lo stesso che ha sceneggiato Batman per Christopher Nolan. Poco fa si parlava dell'inventore dell'atomica, Oppenheimer, film strepitoso di Nolan. Vi faccio vedere Giancarlo Giannini in sala doppiaggio. Quante volte ti ho detto che non voglio essere disturbato? Il letto. Un'altra. I'm here! I'm coming for you! Vengo a prenderlo. Vai, incidiamo. Annuncia un nuovo inizio. Sembra di capire che da diversi anni, insomma, i videogiochi affascinano sia i bambini e i grandi soprattutto. È il cinema che cerca di imitare la tecnologia dei videogiochi, o perlomeno anche addirittura la forma di scenografia e di sceneggiatura. Doppiare un videogioco è la prima volta che io doppio un videogioco, mentre ho doppiato molti film, molti attori. Adesso facciamo allora la prima questa e poi la seconda è l'ultimo. La tua tecnologia ti ha abbandonato.
sono qui oppure sono qui. La differenza è che non hai l'immagine, quindi devi più o meno senti più o meno delle voci, quindi devi andare, credo, a sincrono, perché c'è un diagramma. La cosa mi diverte molto, mi diverte anche seguire quest'onda e dargli un ritmo, e insomma riesco a divertirmi a buttare la voce nell'aria con le intonazioni che spero siano poi quelle giuste. Cordistia! Devo davvero ricordarti che fine fa chi delude le mie aspettative. Questo è solo l'inizio. Non te l'aspettavi. No, non ho capito niente. È bellissimo. Avete capito qualcosa? Sì. Io non ho capito nulla. Non ho capito nulla, però no, l'unica cosa è quando vedo i diagrammi, no, della voce, che lì probabilmente diceva, per me è abbastanza facile, perché avendo fatto elettronica, avendo vissuto con gli oscillografi, eccetera, così capisco molto bene le onde, perché l'ho studiate con gli oscillografi, che è un apparecchio che fa vedere tutte le onde di quello che sono gli oggetti e le cose, quindi per me era abbastanza facile, ecco, dove parlo con una cosa, ma qui non si capisce niente, vedi un po' di cose, si capisce sì. Non si capisce quello che dico, quindi così, un giochetto che ha inventato lui, che non si capisce niente. Questa clip mi permette di agganciarmi a un capolavoro del cinema che è Shining di Stanley Kubrick. Poco fa una collega giornalista a microfono spento gli ha chiesto una cortesia personale. Questa cosa mi ha colpito di là in saletta. Ti ha chiesto di fare Wendy. Wendy? Beh, ma insomma, mi chiedo tutti sempre le stesse cose. A volte pensate che anche al centro sperimentale spesso vengono i ragazzi e portano i monologhi, che copiano i monologhi miei di Al Pacino in italiano, li copiano e poi vengono lì e li rifanno a me. In Carlitos Way di Brian De Palma, eri Al Pacino. Sì, dove ci sono capolavoro. monologhi famosi, quello che quando lui insegna ai giocatori quel centimetro, la cosa, oppure il monologo del diavolo, insomma, che li copiano uguali e li rifanno, vabbè. Fermati, vediamoci Shining. Qual era la domanda? Non ce n'è domanda. Non c'è domanda? C'è il filmato. Ah, allora dice il filmato. Se no lascio in silenzio. E non sei agitata anche per me? Certo, anche per te. Certo, anche per me. Ma tu ci hai mai pensato alle mie responsabilità? Io non so di che parli. Hai mai pensato solo un secondo, un momento, a quante fottute responsabilità ho sulle mie spalle? Hai mai pensato solo per un secondo, da quando siamo qui, alle mie responsabilità verso la direzione? Non ti sei ancora resa conto che io ho accettato di occuparmi dell'Overlook Hotel fino al 1° maggio? Non te ne sbatte niente a te, è vero? Che i proprietari mi hanno messo in mano l'albergo e che hanno fiducia in me e che io ho sottoscritto una lettera, un impegno o un contratto col quale ho accettato di prendermi questa responsabilità. Ma tu ce l'hai una vaga idea di che cos'è un principio etico e morale? Ce l'hai? E tu ce l'hai solo una vaga idea di che cosa sarebbe il mio futuro se non ce la faccio a mantenere gli impegni che ho preso? Ci hai mai pensato tu? Rispondi! Stammi lontano. Perché? Io voglio tornare a camera mia. Perché? Perché sono molto confusa. Ti scongiuro, ti chiedo solo 5 minuti per pensare. Tu hai avuto tempo tutta la tua porca vita per pensarci sopra. A cosa vuoi che ti servono altri 5 minuti ora? Stammi lontano. Ti prego. Non farmi male! Oh, ma che ti fa niente? Stammi lontano! Wendy? Stammi lontano! Tesoro, luce della mia vita. Non ti farò niente. Solo che devi lasciarmi finire la frase. Ho detto che non ti farò niente. Soltanto quella testa te la spacco in 2. Quella tua testolina te la faccio a pezzi. Stammi lontano! Non toccarmi! Non ti faccio niente. Non toccarmi!
Fermo con quella mazza. Metti via quella mazza. Wendy, dammi la mazza. Dammi la mazza. Dammi la mazza. Vattene via. Smettila con quella mazza. Te prego, basta. Dammi quella mazza. Wendy, dammi quella mazza. Dammi quella mazza. Porca. Perché ti scelse Stanley Kubrick per doppiare questo capolavoro? Tra l'altro nelle lezioni di cinema questo piano sequenza unico si studia come veramente una delle scene in assoluto più riuscite. Io ho già doppiato altri film con Kubrick, quindi mi conosceva bene. È anche difficile fare doppiare scene di questo tipo perché sono molto veloci, eccetera. Però ci vuole molta tecnica. Anche un bravo attore spesso non sa doppiare, ma saper fare il doppiaggio non significa essere bravi attori, significa avere una grande tecnica, far parlare, andare a sync, eccetera. Cioè, è un mestiere anche quello. Prima mi è stato chiesto se preferisco essere attore o doppiatore e io ho detto ma scusa, è chiaro che preferisco essere attore. Il doppiatore è uno che imita, che poi voglio dire il segreto del doppiatore è di non essere mai cercare, come spesso fanno molti attori, di essere più bravo di quello che sta facendo Al Pacino, di quello che sta facendo Jack Nicholson. Bisogna soltanto abbassare e far finta che dopo 5 minuti il pubblico pensi che quel signore lì parli con la tua voce. Quindi non essere neanche troppo invadente, ma accompagnarlo, imitarlo e basta. Quindi non è una interpretazione, l'interpretazione la fa già lui. Tu non fai nessuna interpretazione, fai un accompagnamento vocale, hai capito? E basta, quindi non è così importante il doppiaggio, hai capito? È una mostruosità in realtà. Questo è quello che penso io. Poi viene fatto bene, male, bisogna cercare di farlo bene e ci sono dei trucchi per poterlo far bene. Chi li sa adoperare meglio e chi non li sa adoperare, insomma. Anche perché sono bravo, basta, insomma, mi ha chiamato perché sono bravo. Bravo. Giancarlo, nel 2001 il produttore Dino De Laurentiis ti chiama per interpretare un ruolo particolare, l'ispettore Rinaldo Pazzi nel film Hannibal di Ridley Scott. Il film esce dopo quell'altro capolavoro. Ormai io ho personalizzato questa scaletta che fu Il silenzio degli innocenti, tratto dai romanzi di Thomas Harris. Abbiamo visto Jack Nicholson doppiato, ma in Hannibal di Ridley Scott tu interpreti appunto la figura di questo ispettore e hai di fronte un altro dei grandi del cinema mondiale che è appunto Anthony Hopkins. Ci vediamo la scena e parliamo di Hannibal. Dottor Fell? Ispettore capo Rinaldo Pazzi della Questura. Commendatore, come posso esserle utile? Mi scusi il fumo. Sto indagando sulla scomparsa del suo predecessore, il signor De Bonaventura. Mi stavo chiedendo se... Predecessore implica che abbia il posto. Purtroppo non è così, non ancora. Ma ho buone speranze. Mi hanno chiesto di occuparmi della biblioteca. Avrò uno stipendio. Gli agenti nei primi rilievi non hanno trovato né un biglietto d'addio né quello di un suicida e mi chiedevo se mi lei... capitasse di trovare qualcosa nella biblioteca infilato in un cassetto o in un libro, la chiamerò senz'altro. Grazie. Le hanno tolto il caso.
Prego? Si occupava del mostro, mi sembra di aver letto. Sì, è vero. E ora si occupa di questo. È un caso molto meno prestigioso, se mi permette. Beh, se devo pensare al mio lavoro in questi termini, sì, credo di sì. Una persona scomparsa. Non ho capito. È stato allontanato ingiustamente dall'altro caso? Oppure l'ha meritato? Senta, riguardo a questo caso, dottor Fell, gli effetti del suo predecessore sono ancora nel palazzo. Impacchettati in 4 valigie con un accurato inventario. Ahimè, nessun biglietto. Bene, manderò qualcuno a ritirarli al più presto. Grazie per il suo aiuto. Poco fa mi raccontavi delle cose Sì. molto interessanti di questo film. Beh no, perché lui è uno straordinario attore che guarda il pelo nell'uovo. Lui è un attore dalla punta dei piedi alla punta dei capelli, gli piace proprio recitare, quindi è molto difficile stare dietro a lui e devo dire, seguendo lui proprio nello studio del personaggio si impara molto. Devo dire che io ho sempre imparato tanto insomma, i maestri bisogna averli. Ho imparato da tutti i grandi attori con i quali ho lavorato, ho imparato dai grandi registi, ho imparato da Visconti, ho imparato da Monicelli, ho imparato da Antonioni, ho imparato da tanti, no? E da Coppola, da Richard Brooks, dal regista Ridley Scott. Si impara, hai capito? E soprattutto dai grandi attori, anche guardandoli, anche da Marlon Brando si impara. Io l'ho conosciuto Marlon Brando, a dire la verità, anzi gli ho anche chiesto insieme a Coppola una volta qual è il tuo segreto, e lui si volta perché mi conosceva e mi ha detto non leggere il copione. Io che i copioni li leggevo fino all'ultima virgola, ho detto ma aveva ragione lui in realtà leggeva dappertutto, leggeva per terra, si scriveva le battute nelle mani, sul soffitto, sotto la suola delle scarpe. E lo stesso Mastroianni, quando gli chiesi ma tu i copioni come li leggi? Dice come no, li leggo moltissimo, me li porto a letto e dopo la terza pagina sono un sonnifero straordinario. E quindi questa era una discussione di fidarsi molto del regista, tanto e lui è quello che comanda. Tu devi fare soltanto quello che ti chiede, senza domandarti troppo del personaggio, mi diceva Mastroianni. E poi se riesce bene, riesce bene. Tu magari non lo capisci, lui sicuramente lo capisce. E infatti questa era una discussione che avemmo quando io giravo con Catherine Deneuve, lui era fidanzato con lei, sul set, che aveva finito appena La notte di Antonioni. Aveva visto la proiezione ed era venuto sul set il giorno dopo da noi a parlare e dice guarda, ho visto il film, non ho mai letto la sceneggiatura, non ho mai capito quello che facevo durante la cosa, l'ho visto ieri sera, non ho capito nulla, c'è un successo che non finisce più, quindi fidati del regista. Questo è quello che mi diceva Marcello e quello che mi ha detto Marlon Brando, a uno che spezzava la sceneggiatura fino proprio alla virgola proprio. Poi ho capito che insomma si poteva anche agire in un altro modo, mettendoci più fantasia e anche più incoscienza, cioè più follia. Eh sì. Ho avuto il privilegio nel 2013 di vedere assieme a Giancarlo il suo film da regista, Ti ho cercata in tutti i necrologi. Mi piacque tantissimo la storia di questo noir. Prego la regia di far vedere ecco, la locandina del film. È una storia veramente incredibile che Giancarlo ha voluto trasporre al cinema, la cosiddetta caccia all'uomo. Avevi in mente questo film, ho letto, da 30 anni.
frutto di un racconto di qualcuno che preferiva le cavie umane rispetto alla selvaggina. Ma ancora succede adesso. È una storia che mi raccontarono 30 anni fa, dei cacciatori che andavano in Africa, che piaceva cacciare gli elefanti, le cose, poi avevano desiderio di cacciare l'uomo. Perché esiste, insomma, anche Hemingway racconta certe cose, il piacere di cacciare l'uomo, non è che... E allora mi hanno raccontato che facevano queste cacce di nascosto, pagando 1 milione, allora ti sto parlando di moltissimi anni fa, a un uomo di colore, e gli davano un tempo, tipo 20 minuti, eccetera, e uno spazio nella foresta per potersi nascondere. E c'erano 3 o 4 cacciatori che gli davano la caccia. Faceva in realtà l'animale, e l'animale poteva salvarsi. Lui aveva sempre 1 milione, oppure poteva morire. Questo 1 milione andava alla famiglia se moriva, oppure andava a lui. Allora, questa storia mi è sempre rimasta nella mente e so che purtroppo ancora adesso avviene. E quindi ho deciso di fare un film su questa cosa. Naturalmente è un film abbastanza difficile, che pochi hanno capito. E io dico, come rispondeva Schopenhauer, che quando scriveva gli dicevano che era un cretino, e lui diceva: ma io non ho scritto per voi, ho scritto per i posteri. Quindi è un film che ho fatto per i posteri. Anch'io. Permettimi di aggiungere, coinvolgi nel tuo film, per un'amicizia personale, una stima che avevi nei suoi confronti, il premio Oscar Murray Abram, che nel 1984 appunto ottenne il massimo del riconoscimento, lo ricorderete, per Amadeus. Fu un film che veramente la critica non riuscì a cogliere, a mio giudizio, pieno. Chi? Il tuo, ti ho cercata in tutti i necrologi. Murray Abram era un interprete, siamo molto amici, ci conosciamo da parecchio tempo, siamo diventati amici in America, lui mi ha anche insegnato delle cose, soprattutto quando dovevo fare un film con Coppola, che sono arrivato a New York e dovevo andare a leggere, lui si è presentato e in un bar mi ha letto subito il copione in inglese prima che io andassi a fare questa cosa con Coppola, insomma, e quindi poi ha fatto la parte in questo film con me e lo devo ancora ringraziare per quello. È un grande attore, straordinario. Senti, a proposito di domande che ti hanno fatto in centinaia e noiose, io te ne faccio una guardando questa fotografia, che è un piatto di pasta. Ma questa è la pasta al pesto. Cucinare è come recitare. Beh, ma non solo cucinare, ma insomma, tutte le cose che si fanno. Guarda, c'è una bellissima frase di cosa, come cazzo si chiama? Il mimo francese Barrault? Non era il mimo francese, perché quella era un'altra domanda che ti volevo fare, quella dell'attore che incide lo spazio col suo corpo e con la voce incide il silenzio. Barrault. Sì. No, questo è cosa. Vabbè, non c'ho più memoria. Quello che ha biurato, come si chiama? Uffa. Sei ignorante. Chiedo l'aiuto dal pubblico, perché se no mi insulterà fino alla non fine è vero di questa... che la terra gira. Chi era? Galileo. Galileo dice una frase. Grazie. Guarda, sicuramente quando cogli una margherita hai turbato una stella. Cioè il rapporto che esiste, è una frase che mi ha sempre colpito. E tu mi hai detto, vedi, anche quando fai da mangiare, non è che fai da mangiare, lo devi fare bene. Io ai miei allievi che dico: se vi fate un piatto di spaghetti, cercate di farvelo bene, non è facile, perché se ve lo fate male non ve lo fate neanche, non serve, ma se lo fate bene è buono. Oppure dici: guardate, forzate la vostra fantasia, perché potete sbagliare, fate pure degli errori, va benissimo, tutti li possiamo fare, ma se per caso quel giorno non fai un errore, hai inventato qualcosa che serve non solo a te ma anche agli altri. Quindi la vita è varia, tutte le cose sono legate
anche un piatto di spaghetti, lui parla di spaghetti qua, parla di una pasta, questa non l'ho fatta io, perché, no, non l'ho fatta assolutamente io, hai preso un piatto, poi ho le fotografie, perché questo tipo di pasta riccioluta così non si fa col pesto si fanno le trenette, si fanno le lasagne, si fanno gli gnocchi, le trenette oppure altre cose, ma questi mai, perché? Ma anche lì è tutta una cosa scientifica, vabbè. Io sono il re del pesto, perché gli americani mi hanno definito il re del pesto, the king of the pesto. Il mio pesto è buonissimo. Ho scritto un libro dove le prime 35 pagine che tu hai letto, sul libro sull'attore, le prime 35 pagine parlano del pesto, di come nasce la fogliolina, capirai, di come scavavano le cose, e finisce con la ricetta del pesto, le cose. Quindi questa pasta non si fa così. Perché? Perché si fa con le trenette. Le trenette sono piatte, lo spaghetto è tondo, il pesto è un sugo freddo. Se tu lo metti nel piatto con gli spaghetti, passa subito l'aria, si raffredda e crolla. La trenetta invece lo trattiene, e poi il segreto è la patata, perché la patata è il catalizzatore tra questo sugo freddo e la pasta, e rende caldo la cosa e fa da collante, no? Quindi quando si mescola devi schiacciare un po' la patata che crea quel legame tra... È un'arte, ragazzi, anche quella. Per cui diventa un nettare divino, non vorrei essere troppo noioso, però questa non l'ho fatta io perché lì dentro entra subito l'aria e quindi diventa tutto freddo e non è più buono. Invece... Confesso di averla presa da Google. E beh, appunto, qualcuno che non la sa fare. Che poi, guarda, le foglie sono troppo grandi, le foglie devono essere quelle liguri, piccolissime, di un verde sottilissimo, saporite, da Genova in giù, compresa, non dico La Spezia, che è la mia città dove mia nonna faceva un pesto straordinario, in giù, il basilico sa di menta, è mentolato, a Napoli addirittura c'è le foglie così, che ti danno la pizza con la pumarola e il pesto dove è il basilico, no, non è vero. A parte che la pizza non è napoletana ma è di Altopascio, è anche... Per esempio c'è una cosa che non mi va giù, a Napoli si mangia la genovese, sapete cos'è la genovese? La genovese è quella parte di carne dell'animale qui con un po' di nervetti eccetera, che si cuoce insieme a delle cipolle nella padella di coccio per ore, fa un bel sughetto, eccetera, e con quello condisci anche la pasta, eccetera. Mia nonna alla Spezia la faceva quando avevo 3 anni, questa carne particolare con i nervetti, eccetera. A Napoli dicono che l'hanno inventata loro. E io, ma giuro, non c'è verso, ma se mia nonna me la faceva quando avevo 3 anni, poi tra La Spezia e Genova c'era il porto, capirai, dove a La Spezia si facevano, nella Liguria, si adoperavano tutte le erbette, capirai, le cose buonissime, gliel'hanno insegnato loro, i liguri, no? Ma mangiate questo che è a genovese, come i blue jeans. I blue jeans nascono dai marinai di Genova, che agli americani che vedevano questa stoffa bellissima gli dicevano: ma come si chiama? Questo è blue jeans, che voleva dire il blu del mare di Genova, hai capito? Cioè tutto un modo così. E i genovesi, i napoletani hanno detto che la genovese è loro e si chiama genovese, ma che cazzo dite? Vabbè, si sono appropriati anche di quello, come la pizza è di Altopascio, non è e io ho vissuto tanti anni a Napoli, adoro Napoli. Vabbè, che mi devi domandare ancora? Andiamo alla fine. Non potevo... Questo è un piatto che non voglio neanche vedere. Lo cancelliamo, regia. Come si chiamano questi rotolini? Come li chiamate? Che cosa? Fusilli. Sono i fusilli. I fusilli. Fusilli al pesto. Quando mai si sono sentiti i fusilli al pesto? Mamma mia. Dai, non ti arrabbiare. Beh, per forza. Ti faccio vedere una foto che... Mi tocchi sulle cose più vive, il cibo, esatto. Capirai. E mi avvio a concludere con questa foto. Non potevamo non dedicare... sì, questa mi piace di più. Vi prego di fare un grande applauso a Lina Wertmüller. Devi tutto a lei. Io devo tutto a lei, a parte che quello genio veramente lei,
che conosceva la fotografia, conosceva la macchina da presa, conosceva la musica, conosceva il ballo, ha fatto le canzoni, ha fatto anche con la Pavone le più belle canzoni, La pappa col pomodoro, eccetera, con i grandi musicisti, con Morricone, con Nino Rota. Lei era un genio e mi ha insegnato veramente tutto. Lei, anche altri. Io ho cominciato con Zeffirelli, facendo Romeo per 3 anni in tutta Europa, anzi, devo dire che facendo Romeo a Vienna, al Burgtheater di Vienna, Romeo durava 3 ore, uno spettacolo bellissimo, avevamo 50 minuti di applausi dopo 3 ore. Sapete cosa vogliono dire 50 minuti? Che tutta la compagnia, 60-70 persone, uscivamo e entravamo. Pensavo che fosse un record, no. Pavarotti, ebbe 1 ora di applausi, sempre a quel teatro lì. Cazzo, mi ha battuto per 10 minuti. Neanche lui, l'altro cantante famoso del trio, Carrera. No, Placido Domingo. Placido Domingo 1 ora e 5, hai capito? Quello è un teatro dove la gente applaude, non lo so, però pensavo fosse un record il mio e invece non è vero. Vabbè, e devo dire che Lina è quella la persona che mi ha insegnato veramente tutto, ma noi lavoravamo 24 ore su 24, si scriveva una sceneggiatura, era un modo diverso di affrontare la fantasia, il piacere di lavorare per il pubblico. Sì che l'abbiamo fatto ridere, accidenti, abbiamo fatto dei bellissimi film insieme, le cose. Ma guarda che molti film non li voleva fare Lina. Pasqualino Sette Bellezze non voleva farlo, io l'ho costretta a farlo perché voleva. Come si fa a far ridere su un campo di concentramento? Io gli ho detto: guarda Lina, io voglio fare Pulcinella nel campo di concentramento. Vabbè, poi la storia è lunga, perché è nato, come è nato Travolta di Solito Destino, come è nato Pasquale Amore e Anarchia, ambientato proprio la storia di un sardo, Michele Schirru, che ho trovato io in un libricino. Ho voluto fare questa storia, che è il film che ho amato di più, devo dire io. Ho preso molti premi, eccetera. Insomma, se non avessi incontrato Lina, non sarei qui a dire queste stupidaggini che dico. Chiudiamo in bellezza. E mi rivolgo a Pietrangelo e a Anthony. Oggi si è parlato anche di insularità, di Mediterraneo. Anch'io stasera voglio gettare un po' un ponte tra la Sardegna e la Sicilia, chiudendo con questa clip straordinaria, questo frammento tratto da Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Tu poco fa la collega giornalista ti ha chiesto i tuoi legami con la Sardegna, hai girato questa scena in queste spiagge bellissime, l'ho appuntato nel Golfo di Orosei in provincia di Nuoro, e la scena è stata girata a Cala Fuili a Dorgali. I tecnici poco fa mi hanno corretto. Ci vediamo la scena e chiudiamo in bellezza. Non ci fossimo, come se noi altri fossimo animali, mica uomini. E invece io credo che voi poccone lo sapevate benissimo che eravamo uomini. E vi piaceva di pensare che ci facevate morire, ti ricordi, Ma sì che tu te lo ricordi. Bottana industriale. Fammele vedere adesso i zizze. Andiamo a scoprire il davanzale. Hai sentito? Fai finta di non sentire, Che ti vergogni. Si vergogna la signora. E com'è che ora ti vergogni mentre prima non ti vergognavi? Anzi, ti piaceva. Confessa che ti piaceva, no? Che noi stavamo lì a morire, a guardare voi stesi al sole, femmine di lusso nude, a provocare. Viziose.
Spogliarsi! Schifo! Finalmente mi riporti, brutta carogna! Mi lasci! Finalmente te la posso dare alla signora che ti meriti! Brutta sei! Vieni qua! Aiuto! Vigliacco! Aiuto! Aiuto! La creatina! Chi te lo aiutare? Creatina! Aspetta, no! Non so mica tutti! Giancarlo Giannini, grazie.